Mamma. La signora che c'era, diciamo, dentro l'appartamento è scesa giù bussando alle porte dicendo di evacuare il palazzo. Lei, la trentenne che aveva lanciato l'allarme ai condomini dopo che il rogo era scoppiato nel suo appartamento, aveva mentito, per coprire soprattutto il fidanzato, ma anche se stessa, perché quelle fiamme non erano accidentali, erano dolose. C'era un responsabile per il pauroso incendio che in pochi minuti invase il condominio con danni ingentissimi, almeno 100.000 euro, immobili inagibili, famiglie evacuate per giorni, 10 intossicati finiti in ospedale, compresa un'anziana disabile salvata dai vigili del fuoco con l'autoscala prima che fosse troppo tardi. Un pomeriggio di paura, quello del 24 aprile 2021 in via Pennacchi a Treviso. Nei primi momenti concitati il pensiero di pompieri e forze dell'ordine era stato evitare il peggio. Causa accidentale a prima vista, confermata dall'inquilina nel cui appartamento l'incendio era scaturito. Ma fin da subito tutte le ipotesi erano rimaste aperte, le indagini non certo accantonate. La trentenne aveva raccontato agli inquirenti di essere sola in casa, ma non era vero. I vicini avevano sentito chiaramente le grida di un violento litigio tra la donna e l'allora compagno coetaneo, poco prima dell'incendio. Da questa incongruenza è partita l'indagine della squadra mobile di Treviso diretta da Imma Benvenuto. Gli investigatori, anche grazie a quanto raccolto dai tecnici dei vigili del fuoco sul posto, hanno ricostruito tutto. Al culmine della discussione, il convivente appicca il fuoco nella zona del soggiorno. Difficile stabilire con esattezza cosa abbia utilizzato, dato che l'appartamento è andato distrutto. Poi si dà alla fuga. In quel momento la trentenne è chiusa in bagno e quando esce le fiamme si sono già sviluppate. Ma prima di dare l'allarme ai vicini decide di imbastire velocemente la sua versione. Vuole proteggere l'uomo da un'accusa pesantissima e se stessa dalle conseguenze economiche di un disastro del genere. Un castello di sabbia crollato sotto i colpi dell'inchiesta. Accertati gli indizi a loro carico, entrambi gli ormai ex conviventi sono stati accompagnati in questura. Nei loro confronti la procura ha ipotizzato i reati di incendio doloso aggravato e favoreggiamento personale. Mamma.